sta sotto la regia di Antonio Baldo, che noi conosciamo già perché è stata da noi anche negli anni passati, ha questo modo particolare di proporre riflessioni e considerazioni in modo drammatizzato. Quindi vedrete alternarsi questi microfoni. Allora, Antonio Baldo, che è il regista del non ha bisogno di presentazioni. Poi Liliana Boni, che comparirà quando sarà il momento, Maurizio Morelli e Palide Frighetto, che sono tre voci narranti e attori che metteranno in scena l'opera, che non è di Antonio Baldo, che è il regista, ma è di Giorgio Guido, che oggi abbiamo l'onore di avere anche qua, e che alla fine ci dirà due parole sull'opera che avrete appena sentito e sarà disponibile anche per qualche dibattito. Abbiamo accolto molto volentieri questo argomento perché ci sembra molto attuale. Cioè parlare di Machiavelli, la frase più famosa di questo grande, diciamo, pensatore era: il fine giustifica i mezzi, e parlarne al giorno d'oggi, in cui i mezzi per raggiungere certi fini sono un po' esagerati quasi, ci pare importante. Avevamo fatto anche un parallelo un po' ardito, dicendo che il fine giustifica i mezzi è una sacrosanta verità che noi accettiamo come buona ogni volta che vogliamo giustificare, cioè che un'azione che facciamo per un fine che noi riteniamo nobile, la sicurezza, non so, il controllo dei confini, oppure siamo di fronte a una di quelle subito le tentazioni, come le chiamava appunto Don Milani, quando si parlava della obbedienza cieca in corso di guerra, una di quelle subito le tentazioni che bisogna in qualche modo evitare se non vogliamo commettere in nome suo dei soprusi e dei delitti. Quindi l'argomento è più che mai attuale. La compagnia che conosciamo è capace di stimolare tante nostre emozioni e di suscitare domande e riflessioni. Quindi noi ringraziamo Antonio Baldo per essersi proposto, la sua compagnia e anche chi ha prodotto il pezzo che oggi verrà esposto, e aspettiamo. Qualcuno voleva il via, io direi che il via è questo. Il computer il computer che vai sta lei E cosa fa? sul clicca sulla E basta? sì, dovrebbe Dopo andremo a dargli un colpo. Arriviamo alle scenizzato della signoria. Eccoci. Hai visto quell'uomo? Chi quell'uomo? È un uomo in costume.
bene, ma non ti sembra? Sì, con il mouse per Ma guardalo, Niccolò Machiavelli. Ma è solamente un uomo in costume, dai. Ti dico che è Machiavelli, io me lo sento, ma guardalo. Ma sarebbe lui in persona? Ma cosa dici? Sarà un figurante ingaggiato dall'ente del turismo per impressionare gli ospiti di Firenze, dai. Senti, io lo dico, lo sento, e lui, io gli parlo. Ma tu senti troppe cose, ma lascia perdere. È morto da 5 secoli. No, io gli parlo. Signore, mi scusi, sa signore. Dice a me. Sì, ma lei, per caso, è Niccolò Machiavelli? Sì, ci conosciamo. Ma Liliana, ma lascia perdere. È solo uno che sta al gioco. Recita e magari ti prende in giro. No, è lui. Ma certo che la conosco. Ho letto tutte le sue opere, le spiego anche ai miei studenti. Ma mi scusi, lei cosa ci fa qui a Firenze? È la mia città, anche se è parecchio cambiata. E va bene, giochiamo. 5 secoli non passano in vano. Vedesse le altre. Ma guarda che combinazione! Dopo tanti anni di studio e di contrastati battiti sulla sua figura, mai mi sarei immaginato di incappare in lei. Perdoni la mia curiosità, ma dove sta andando? Ha un'aria così spaesata. Veramente non lo so nemmeno io. Sono stato invitato a un'adunanza, una specie di assemblea, in un luogo che dovrebbe chiamarsi Leopolda, un nome che non ho mai sentito pronunciare, e che mi hanno detto essere una sorta di stazione di posta di cavalli abbandonata. Mi dicono trattarsi di una questione che riguarda le cose d'Italia, non solo di Firenze. E perciò mi sono incuriosito, anche perché io alle faccende d'Italia mi sono sempre molto interessato. Anche se ho scritto le storie fiorentine, ho sempre avuto l'ambizione di guardare alle cose d'Italia. Ma guardi che non si tratta di cavalli. La Leopolda era una stazione ferroviaria fatta costruire da Leopoldo II, il Granduca di Toscana, di 3 secoli dopo di lei, e che è stata così chiamata in suo onore, ma del Granduca voglio dire. Ma forse lei non sa cosa significhi stazione ferroviaria? È un posto dove arrivano i treni. Lei conosce i treni? Boh, francamente non lo so proprio. Sa, io mi sono sempre tenuto occupato a studiare e scrivere di storia e di politica, con qualche cedimento alle commedie. Di tecnica non so proprio nulla. Già, forse per lei è arabo, ma il suo quasi coevo Leonardo, quello da Vinci, ricorda? Forse intuirebbe molto più facilmente di cosa si tratta. Sono i progressi della tecnica, caro signore. In ogni caso, se proprio vuole andare a questa Leopolda, dovrebbe proseguire sempre dritto per via dei Calzaioli, passare davanti a Santa Maria del Fiore, raggiungere poi la chiesa di Santa Maria Novella e sarà quasi arrivato. Lì chieda a qualche passante. Vedrà poi, quando arriverà lì, che sorpresa, vi troverà un baldanzoso giovanotto, fiorentino come lei, che si è messo a far politica da qualche anno e che ha finito per conquistare mezza Italia. Se avrà fortuna lo incontrerà. Si faccia tanto ringraziare, perché molti dei risultati che egli ha raggiunto sono proprio merito suo, signor Machiavelli. Per molta parte rappresentano l'applicazione dei suoi preziosi insegnamenti. Ma tuttavia, visto che questa è una circostanza certamente irripetibile per me che ho passato gran parte della mia vita a studiare le sue opere, ebbene, mi piacerebbe aspettarla quando avrà finito con il suo impegno in quel luogo, per fare 2 chiacchiere con lei. Mi farebbe veramente tanto piacere. Questo si potrà anche fare, ma per il resto ho qualche difficoltà a capirvi, perché poi dovrebbe essere mio il merito dei successi di quello che lei chiama un giovanotto. Vede, come le ha detto mio marito,
Da secoli lei è indicato come colui che ha messo a punto il metodo per conquistare e mantenere il potere. Io non ho merito alcuno se quelli che fanno politica hanno successo. Certo, qualora applichino le mie regole, sono un po' facilitati. Non di meno, quello che mi dice mi fa pensare di non andarci proprio a quella Leopolda. Ho il sospetto che si tratti di una specie di imboscata che qualcuno voglia tendermi. Ma lei, scusi, che mi dà l'impressione di conoscermi abbastanza e che mi attribuisce anche meriti che non so di avere. Chi è? Signor Macchiavelli, sono un po' imbarazzata nel rispondere, perché vede, io da una parte sono una studiosa delle sue opere, una che ha letto con impegno tutti i suoi scritti di politica, perfino la Mandragora, anche il resto delle commedie. Tuttavia, dall'altra parte, pure da sua ammiratrice, ebbene, ho una certa difficoltà a considerarla uno dei padri nobili della scienza della politica. Ah, sì, complimenti. Non è da tutti appassionarsi alla lettura dell'autore di un'opera così varia come la mia. Saprà certo anche lei che mi hanno fatto analisi di ogni tipo e che fra il principe e i discorsi sopra la prima deca di Tito Livio hanno scoperto delle paurose contraddizioni. Basta vedere quante fantasie ha esibito quel mio studioso Federico Chabot. Vabbè, ma guardi che Chabot è uno dei più attenti suoi interpreti, uno dei più apprezzati e approfonditi. Sarà, ma lui e tutti i suoi seguaci non hanno capito niente. I discorsi rappresentano la mia passione di repubblicano. Il principe invece la mia accondiscendenza ai potenti di turno, quelli che voi oggi chiamate poteri forti e che mi sostenevano. Consideri poi che perché il principe avesse gli onori della stampa si è dovuto attendere addirittura qualche anno dopo la mia morte. No, mi scusi tanto, ma allora se proprio non vuole andare alla Leopolda, insomma, in quel posto in cui l'hanno invitata, anche noi rinunciamo a visitare gli Uffizi, che peraltro abbiamo già visto altre volte. Perché non andiamo in piazza Santa Croce? Quella sì la ricorda, vero? Sì. E ci prendiamo qualcosa da bere in quel locale che per lei sarebbe una specie di locanda a sinistra della chiesa. Da lì possiamo anche ammirare il monumento a quel suo grande concittadino che fu Dante Alighieri. Ah, Dante, un altro grande illuso. Lui pensava al Veltro, ad Enrico VII. Ma come poteva sperare che un principe tedesco di passaggio volesse salvare e unire l'Italia? E poi, come poteva illudersi di battere la solidità del dominio che esercitavano il Papa e la Curia Romana? Dante sarà stato bravo per tanti altri aspetti, ma di politica non capiva niente. Tanto è vero che l'hanno poi esiliato ed è andato ramigo fra Veneto e Romagna fino a morire fuori patria. Ma guardi che non sarà stato il primo a rimanere deluso nelle sue aspettative politiche. Infatti, già un secolo prima di Dante, un altro personaggio mezzo tedesco e mezzo pugliese, quel Federico II di Svevia, a sua volta apparentato con il Barbarossa, ci aveva provato. Ma altri papi, più potenti di lui, glielo hanno brutalmente impedito. Cari miei, senza la Chiesa in Italia non si va da nessuna parte. Lo lasci dire a me, che vi ho avuto prova in più di una circostanza. Ma perché ce l'ha così tanto con Dante? Se è per questo, nemmeno lei ha avuto tanto successo nel suo incarico di segretario della Repubblica Fiorentina. E non ha avuto tanta fortuna né con i medici né con la stessa Repubblica. Non me ne parli. Firenze le è un'ingrata. Lo sa anche lei però che Nemo profeta in patria. Queste vicende mi fanno ricordare quel triste periodo della mia vita
nel quale, licenziato dalla Repubblica Fiorentina, fui addirittura costretto a ritirarmi in campagna a meditare. Ma mi dica, signora, come le è venuta questa voglia di leggere tutte le mie opere? E come ha fatto a riconoscermi, dato che io e lei non ci siamo mai visti? Beh, guardi, quanto a riconoscerla mi è stato facile. Da sempre, in tutto il mondo, si fa riferimento a quel suo ritratto del pittore Santi di Tito, realizzato peraltro tanti anni dopo la sua, chiamiamola così, dipartita, con quel suo volto così affilato, quell'espressione furba, con quel sorriso beffardo, così trattenuto. Non avrei potuto confonderla con nessun altro. Era lei. Per la storia lei aveva quel volto. E così l'abbiamo sempre immaginata. Ho capito. Ma non ha risposto alla domanda sulla lettura delle mie opere. Ci arrivo subito. L'approccio con le sue opere l'ho avuta durante il liceo. Avevamo come insegnante di letteratura italiana e di storia un bravo docente, un appassionato, che abbiamo poi chiamato noi Rinascimento, e che comprendeva anche le sue opere, così come quelle di Guicciardini, che lei avrà senz'altro conosciuto, visto che è stato una specie di suo concorrente, scrivendo anche lui di storie fiorentine. Ebbene, fu quell'insegnante a farmi appassionare alla sua figura e a tutti quei sommi artisti e personaggi come Girolamo Savonarola, Sandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e tanti altri ancora. Intendo, ma con licenza posso conoscere il suo nome? Che almeno sappia con chi sto parlando. Sa, nei miei lunghi periodi di riflessione storica ho sempre avuto comportamenti un po' da misantropo. Per mia natura non sono molto socievole, ma lei mi intriga un po' con questa sua curiosità, quasi di amore per le mie opere, e quindi fanno un'eccezione. Guardi, io mi chiamo Liliana e questo è mio marito Gianni. Vede, io ho studiato letteratura all'Università di Padova, dove ho letto anche le opere del grande Niccolò Machiavelli e come ce lo venivano definendo i nostri insegnanti. Bene, cara signora, adesso capisco. Che cosa le ha raccontato su di me quel professore che tanto l'affascinò al liceo, se ho capito bene? Anzi, mi scusi, possiamo darci del tu, come si usa da voi oggi, così facilitiamo la conversazione. Quel docente ti avrà senz'altro parlato della solita storia del fine che giustifica i mezzi. Anzitutto mi losinga molto la confidenza. Quanto alla battuta del fine e dei mezzi, no, guardi, il nostro professore non è mai stato così semplicistico. Ci ha fatto conoscere i tuoi scritti, ma poi fu all'università, quella storica di Padova, già plurisecolare ai tuoi tempi, che ebbi la completa immersione nelle tue opere. Completa immersione? Sì, proprio così. Perché il docente di storia moderna di allora, un certo Federico Seneca, nome impegnativo, ci tenne un corso monografico proprio su di te, partendo dalla premessa che tu eri il fondatore della moderna scienza politica. E fu soprattutto così che incominciai a formarmi una mia più completa idea su di te, sul tuo pensiero e sulle conseguenze che ha avuto con la sua larga applicazione nella storia dell'umanità. Ma, se ho capito bene, se ho intuito bene, hai detto di non considerare solo positivi gli effetti delle mie opere. Beh, guarda, se non rischio che tu interrompa subito il dialogo, insomma, se non ti offendi, visto che sei anche un po' orso, come hai appena detto, devo dirti che l'idea che mi sono venuta facendo non è quella corrente. Certamente sono affascinata dalle opere storiche, soprattutto i discorsi e le storie fiorentine. Sono anche d'accordo sulla qualifica che ti hanno attribuito di inventore della scienza politica moderna.
Sono pure affascinata dalla valenza scientifica del tuo metodo, adottato soprattutto dal principe, con quel tuo quasi maniacale ricorso all'impostazione dicotomica. Però, che cosa? Insomma, sono un po' imbarazzata nel dirtelo così a bruciapelo. Il fatto è che io non sono per niente d'accordo con il tuo assunto di partenza. Quello che tu hai adottato come fondamento della, chiamiamola così, iniziativa politica. Per dirtela sinceramente, caro Nicolò, ho una decisa difficoltà ad accettare quella tua a prioristica esclusione che fai nel principe delle premesse morali. Insomma, io non riesco a capacitarmi del presupposto che tu nel comportamento politico non si debba tenere conto della morale. Liliana, pur essendo scientificamente corretta, tende ad indossare sempre gli occhiali della moralista. Capisco, perché ognuno è figlio della propria storia. Io sono vissuto in tempi ben opprimenti, ma cosa dovevo fare? Avrei dovuto fingere che quella che ho chiamato la realtà effettuale fosse diversa da quella che vedevo, da quella che hanno visto i vostri antenati e da quella che credo stiate vedendo anche voi posteri. Potete negare che la politica sia sempre stata praticata senza obbedire a canoni morali? Purtroppo è così, ma lo ritengo in ogni caso sbagliato. Cari miei, voi siete ancora abbagliati da quel diaframma di ipocrisia che la Chiesa romana ha sempre costruito davanti a chiunque volesse affrontare scientificamente la dimostrazione di qualche fenomeno. Piano, caro Nicolò. Sappiamo che tu non sei stato un grande praticante, che coltivavi anche qualche simpatia un po' compromettente. È vero che la Chiesa di Roma ai tuoi tempi, fra Medici e Borgia, non ha brillato per rigore dei costumi, ma metterti a denigrare la Chiesa per giustificare le tue posizioni mi pare un po' esagerato e, se mi permetti, anche fuorviante. Sì, e in più ci sono anche esempi, anche recenti, di politici che hanno saputo dire di no a certe intromissioni della curia romana. Ma scusami, Gianni, non ti ricordi di quello che ha patito nel secolo successivo al mio quel geniaccio pisano che poi avete fatto diventare il padre della scienza moderna? E soltanto perché aveva introdotto quel suo singolare metodo provando e riprovando. Quanto fu martoriato per aver sostenuto che la terra e il sole non si muovevano come li avevano concepiti gli antichi, e soprattutto perché confliggeva con le descrizioni bibliche. Sì, è vero. La condanna, l'intreccio da parte della Chiesa sono stati riconosciuti come errori soltanto nella vostra epoca, oltre 300 anni dopo. Ma a lui ne hanno fatte patire di tutti i colori. Certo, Nicolò, hai ragione su Galileo, quello che tu chiami geniaccio pisano, ma non vorrei che allargassimo troppo il discorso. E allora cosa volete dirmi? Senti Nicolò, dal momento che ti sei così generosamente prestato a dialogare con noi, mi piacerebbe che ci spiegassi perché tu ritenga necessario che un progetto politico debba ubbidire ai soli canoni realistici di quella che tu chiami realtà effettuale, escludendo ogni condizionamento da parte della morale, anzi rifiutandone a priori qualsivoglia coinvolgimento. In pratica, mi pare proprio che la massima "il fine giustifica i mezzi", anche se l'espressione può sembrare semplicistica, finisca per consentire qualsiasi comportamento. Ancora questa storia. E finiamola con questa battuta che in realtà io non ho mai scritto. La gestione dello Stato è una cosa assolutamente importante e per il suo successo si possono adottare diversi strumenti e diversi percorsi. Mi pareva fosse sottinteso
che questo principio non dovrebbe valere per azioni ignobili, per fini che non siano riconducibili a un interesse superiore e in ogni caso collettivo, come deve essere quello della salvaguardia dello Stato. Non fate come gli omuncoli che piegano proprio tornaconto tutta la nobiltà dei miei intendimenti. Allora dovremmo rinunciare ad avere la morale come cornice comportamentale? Uffa, sempre con questa morale. Questa sarebbe una bella regola se gli uomini fossero in grado di rispettarla. Ma la storia dell'Homo homini lupus non l'ho certo inventata io. Scusami, Liliana, ma sei proprio sicura di avermi letto con attenzione? Ho scritto in qualche mia opera che se gli uomini fossero tutti buoni, questi precetti non sarebbero buoni. Mi pareva di essere stato chiaro, no? Considera anche le mie vicende personali. Per obbedire al rigore della coerenza morale, cosa avrei dovuto fare? Mi sono dovuto adattare agli eventi che si sono succeduti nella mia città. Ma a quali eventi ti riferisci? Sono dovuto passare dai medici a quel fanatico di Savonarola, dalla Repubblica Fiorentina al ritorno dei medici stessi, con tutta la diffidenza che questi mi hanno dimostrato. Mi sono dovuto perfino ritirare in campagna e passare le giornate nella locanda con i popolani, per poi chiudermi in casa e scrivere solo di notte, dopo aver indossato gli abiti curiali come avete più volte scritto. Ma guarda, sei per questo un tantino opportunista, permettimi di dirtelo, lo sei stato. Io penso a quel tuo amico poeta Luigi Alamanni, che ha rotto l'amicizia con te proprio perché lui ha subito l'esilio perché è antimediceo, mentre tu hai saputo, diciamo così, destreggiarti ritornando al servizio dei medici. In questo credo che mia moglie abbia un po' di ragione. Sì, qui ha proprio ragione. Ho dovuto perdere un grande amico, ma non avevo scelta. E pensare che avevo dedicato proprio a lui la vita di Castruccio Castracani da Lucca. Beh, consolati, ti ha ben ripagato. Quando è stato pubblicato Il tuo principe, è stato lo stesso Alamanni a scrivere che si tratta di un libro immorale e che da quello è derivato il comportamento di larga parte dei regnanti nella nostra Italia, ridotta da sempre in schiavitù. Questa è un'altra prova che anche lui era come voi. Non aveva capito niente di me. Se volete andar di retro alle vostre finzioni, avete ragione voi. Se invece volete conservare lo Stato, allora dovete mettere in pratica quello che vi indico io. Insomma, lo scopo di preservare lo Stato mi pare basti per mettere in secondo piano altre esigenze. Ah, ma allora ho capito che in fin dei conti tu escludi dai tuoi ragionamenti quella dimensione dell'individuo che noi chiamiamo etica. Scusami, ma così arrivi ad essere un grossolano materialista. Non vorrai sostenere che l'agire delle persone debba essere legato unicamente al banale raggiungimento di un risultato concreto. Ma ci sarà pure qualcosa della sfera umana e quindi anche di quella politica che sia riconducibile all'anima, allo spirito, alle virtù impalpabili. Ma perfino a quella che fino a qualche decennio fa anche noi chiamavamo ideologia e che abbiamo sbagliato a considerare totalmente fuorviante, salvo poi adottarne altre meno esplicite e quindi più insidiose. Ti devo accusare di materialismo storico? Andremo a finire in un'altra sfera di pensiero, mondo che tu non conosci. Per esempio? Per esempio, penso all'attuale ideologia economica del mercato che condiziona tutta la nostra vita e che viene fatta passare per razionale e scontata, mentre si fonda su principi e valori del tutto discutibili.
Beh, il denaro è sempre stato importante, ma non vorrei andare troppo fuori tema. Certo che ci sono aspetti non palpabili dell'esistenza umana, quelli che chiamiamo valori, come l'onestà, l'amore, la fedeltà. Ma fatela voi la guerra con le virtù impalpabili, o come caspita le hai chiamate. Io ho soltanto messo in solare evidenza la ricorrente separazione della sfera politica da quella morale. Ho sentito dire che anche un vostro contemporaneo di nome, forse Croce, Benedetto, mi pare, ha sentenziato che la politica è al di là del bene e del male morale, che alle sue leggi è vano ribellarsi e che non si può esorcizzare e cacciare dal mondo con l'acqua benedetta. Lui mi aveva capito. Ah, certo che Croce ti aveva capito e anche stimato, per carità, chi lo mette in dubbio. Ma scusami, Nicolò, ma dove la mettiamo la poesia di Dante, la speculazione metafisica di San Tommaso e la bellezza che i tuoi contemporanei hanno immortalato nelle opere di cui anche tu hai goduto nella tua Firenze piena di artisti? Sarai stato anche segretario della tua città repubblicana, ma non penso che a darti pensiero fossero soltanto i problemi con Carlo VIII. Era in corso una delle più belle stagioni di esaltazione della bellezza, quella bellezza di cui Firenze, assieme a Roma e a Venezia, era capitale del mondo. E tutto quello non è solo materiale. Sempre così, voi idealisti. Lo spirito, l'anima, le cose astratte, l'impalpabilità, insomma. Ma la realtà, quella vera, ti ripeto, quella effettuale, di cui io volevo sottolineare l'assoluto primato, impone che per ottenere un determinato risultato si facciano certe cose, si assumono appropriati comportamenti, altrimenti il risultato non lo si raggiunge. Devi renderti conto che la mia non è una negazione, una presa di posizione negativa, bensì una mera constatazione. Sei proprio un bel tipo, ma io non credo che tu possa negare che non solo nel nostro mondo cattolico, che ho capito molto non ti piace, ma anche forse di più in quello protestante, la morale presiede a molte delle vicende umane. Anzi, ammettilo, una qualche strizzatina d'occhio a quei protestanti l'hai fatta anche tu. Insomma, quell'agostiniano tedesco Martin Lutero che inveiva contro la curia romana piaceva anche a te, anche se nella sostanza non ti dava ragione. Sì, ma in ogni caso, anche laddove non vi sia una larga diffusione della religiosità, quella dei papisti bacchettoni come diresti tu, mi pare che un richiamo umano, ancorché non religioso, alla moralità in politica sia sempre stato auspicato. Ma è mai possibile che secondo la visione politica che tu hai con così tanto successo trasmesso a noi posteri si debba procedere senza tenere conto delle prerogative etiche? È qui che ti volevo. Sul resto delle mie creature letterarie mi pare siano tutti d'accordo, opere importanti, significative di un'epoca, però non certo sufficienti a farmi diventare immortale. Quello che invece mi ha consacrato alla perenne attenzione del mondo della letteratura, segnatamente di quella a sfondo politico, è stato proprio il Principe, nel quale ho avanzato questa mia tesi sulla politica amorale e che continua a far discutere molto di più di tutte le altre opere cui sono più legato, come ai discorsi e all'arte della guerra. Non puoi non riconoscere che il Principe rappresenti la tua opera più significativa. Per dirtela con tutta sincerità, il Principe è stato un libretto che scrissi senza troppo impegno, solo per fare un omaggio indiretto ai medici. E in realtà non pensavo nemmeno a loro, ma al Valentino, che allora in Italia era potente e che ritenevo mi potesse servire. Soprattutto
dopo le alterne vicende che hanno contraddistinto la mia intristita Firenze. Per carità, per quanto io ti creda, sei forse il solo a pensarla così. Forse tu non sai che in tutte le università dove si studia la scienza della politica, e non soltanto in quelle italiane, il tuo principe è oggetto di culto, proprio perché la tua impostazione gode di largo consenso, e non soltanto interpretativo ma anche applicativo, e non soltanto tra gli accademici. Ci sono scrittori, intellettuali, cosiddetti opinionisti, fanno a gara nei giornali, nei salotti televisivi, nel sostenere quello che proprio proponi tu. Un giornalista e storico come Roberto Gervaso, che con quel toscanaccio di Fucecchio che fu Indro Montanelli pubblicò tanti libri sulla storia d'Italia, ha scritto che la politica non è morale e non è amorale, ma deve essere immorale. La grande politica è assolutamente e necessariamente amorale. Non è la sintesi del tuo principe? Certamente, ma ti chiedo scusa, non sempre ti capisco. Il tuo linguaggio beneficia di 5 secoli di evoluzione non solo lessicale, ma anche e soprattutto tecnica e scientifica. E così rischio di perdermi. Hai parlato prima di salotti televisivi. Cosa sono? Delle università che si vedono da lontano? Ma no, assomigliano a dei cenacoli, luoghi in cui si incontrano cosiddette persone di cultura, o anche solo presunte tali, che spesso parlano tutti insieme con il risultato che non si capiscono più fra di loro e non approfondiscono il tema da trattare. Così, alla fine, sia loro sia quelli che ascoltano se ne tornano ognuno a casa con l'idea iniziale. Però questi personaggi fanno spettacolo e così attirano l'attenzione di tanta gente. Oggi ci si tiene moltissimo ad attrarre l'attenzione. Ho capito che non posso capire. Torniamo dunque al mio principe. Da come me ne parli, Liliana, credo tu abbia qualche pregiudizio che ti disturba il sonno. È vero, devo ammetterlo. È facile che mi sia capitato di leggerlo con un qualche pregiudizio di fondo, sempre legato a quella tua esclusione iniziale dell'importanza della sfera morale. Non è certo per la mandragola che mi trovo in imbarazzo notturno, caro Nicolò. Non sarà tuttavia un caso se in Gran Bretagna, quella che era la Britannia ai tuoi tempi, oggi per indicare il diavolo si dica scherzosamente Old Nicolò, cioè il vecchio Nicolò, ed è un omaggio tutto per te. Avresti ben altre motivazioni per non dormire. Basterebbero tutte le nefandezze commesse dall'umanità nel corso dei secoli per togliere a me questa responsabilità. Ti pare che io meriti la tua insonnia? Ti sembra di vedere qualche passaggio della storia del potere? Già, perché in questo consiste in realtà la storia della politica, in cui qualcuno si sia preoccupato di una qualsiasi premessa morale? Non fate i Savonarola. Ah, ma si capisce perché ce l'hai con Savonarola. In fin dei conti lui aveva introdotto delle regole tutte basate sulla morale. Oh, certo, per finire a realizzare un regime politico basato sulla sua morale. Una specie di teocrazia che occupava tutte le istituzioni civili. Ma proprio in nome di questa sua intolleranza, con cui non capiva la realtà effettuale del suo tempo, ha portato opere d'arte in piazza della Signoria a quel rogo, che avrebbe poi consumato pure lui. Ma è proprio vero che la storia ha delle regole che sono pur sempre quelle che tu avresti inventato. Io, per la verità, non ho fatto particolari invenzioni. Ho studiato la storia, partendo da prima dei Romani per arrivare ai tempi miei. Ho accostato tanti casi e ne ho ricavato una semplice regola. Se uno osserva che i mari si abbassano e si sollevano a ritmi regolari in concomitanza con i passaggi della luna, almeno così me l'hanno spiegata, mica diciamo che ha inventato le maree
o peggio, che ne è responsabile. Diciamo invece che ha scoperto la legge regolatrice delle maree. Ecco, io con la politica ho fatto la medesima cosa. Ho individuato e descritto la legge che la regola e ne ho steso un manuale per chi voglia governare. Sì, è vero che il mondo presente è un guazzabuglio di gente che rincorre il tornaconto personale. Da quando è stata universalmente celebrata la caduta delle ideologie, non ci sono più idee forti, non ci sono più ideali politici, non c'è più, se non la convenienza, a regolare i rapporti fra gli uomini, fra le comunità, fra gli stati. E in queste condizioni l'assenza di un'etica è una conseguenza inevitabile. Ma come sei ingenuo! E io cosa dissi 500 anni prima che lo copiaste voi? Non avevo spiegato come tutto ciò che regola i rapporti politici sia riconducibile al dosato utilizzo della volpe, cioè l'astuzia, e del leone, cioè la forza. Aggiungici un po' di fortuna, che non deve mai mancare, ed averla fatta. Stare lì a complicare le cose con il ricorso a condizionamenti immorali non solo intralcia lo sviluppo della realtà, ma rischia addirittura di essere controproducente. Sì, sarà anche vero, ma ciò che non mi lascia tranquilla è che questa regola la usano anche le cosche criminali per i loro sporchi obiettivi. E quindi il confine tra il mondo della politica e quello del malaffare diventa sempre più incerto. Credo sia per questa considerazione che un intellettuale come Bertrand Russell, da tutti considerando uno dei più grandi uomini di intelletto del Novecento, ha definito il tuo principe un manuale per gangster. E nemmeno io a volte riesco a trovare lo spartiacque preciso tra una organizzazione malavitosa che ammazza, imbroglia, raggira pur di raggiungere il proprio obiettivo. Beh, cosa significa? Vuol dire che anche questo Russell era un illuso, come tanti. Uno che viveva fuori della realtà effettuale e che non conosceva l'uomo. Mettiti bene in testa questa mia regoletta che riassume tutto il mio pensiero. Colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare, impara al più presto la rovina che la preservazione sua. Ah, forse è vero quello che dici, caro Niccolò, ma non possiamo proprio tagliare corto così. Il nostro Russell ti ha definito in quel modo, soprattutto per quella tua esplosiva premessa di andare di retro alla verità effettuale. Non è così che è scritto? E di trascurare ogni premessa etica che in politica, o per meglio dire nella conquista e nel mantenimento del potere, rappresenterebbe un intralcio. Allora per una un po' manichea come me mi dovrebbe conseguire che l'uomo può fare tutto quello che vuole pur di raggiungere e poi di mantenere il potere, o più largamente intendendo, per raggiungere i propri fini. Certamente, se lo vuole fare deve usare tutti i mezzi disponibili, altrimenti diriga le proprie aspirazioni a qualcos'altro, di più nobile, secondo lui, di più legato a quelle che voi chiamate le cose impalpabili. Ma non si occupi di politica, che ha le sue regole, che vanno rispettate. Ma a dirla così, Niccolò, significa che la politica è proprio sporca, come usa dire la gente comune. Sporca sarebbe la politica e, conseguentemente, sporchi debbono essere tutti coloro che se ne occupano. Bella prospettiva per l'umanità, eh? Allora è proprio vero che siete manichei, di qua il bene e di là il male. Siate un po' più realisti, un po' più, come dite voi, flessibili. Pensa che quella verità effettuale è la realtà dei fatti, non una mia semplicistica visione delle cose. E poi, ti ripeto, guardati un po' attorno e studia la storia.
Pensa a quante teste hanno mozzato i rivoluzionari francesi, anche di innocui preti di campagna, per affermare la loro trinità di liberté, egalité, fraternité, che voi oggi, uomini delle moderne democrazie, dite di assumere a modello. Sì, sì. Tuttavia, dietro a tutto quello spargimento di sangue, a quelle azioni compiute in larga parte in spregio alla morale, c'era uno spirito nuovo, c'era una spinta positiva, non la mera conquista del potere, ma il nobile obiettivo dell'affermazione di principi nuovi che dovevano ridurre le ingiustizie del mondo. Per questo io continuo a pensare che, almeno in teoria, qualcosa di più vicino a quello che chiamiamo morale ci debba essere, anche nella presa e nel mantenimento del potere, che sono le premesse portanti del tuo principe. Allora, vi ripeto, io non ho inventato nulla. Questo è quello che voi non avete ancora capito. Io ho studiato la storia dei diversi modi di prendere e soprattutto conservare il potere. Certo, prima di me il best seller, come lo chiamereste voi oggi, in materia politica era il De Regimine Principum di Egidio Romano. Lui aveva studiato teologia e filosofia, era stato a scuola da San Tommaso e anche lui aveva in mente un principe assoluto e illuminato, obbediente a quella morale della quale siete i vessilliferi. Insomma, il suo principe era un soggetto trascendente. Il mio invece è umano, vero, realistico. Qui sta tutta la differenza tra quello che ho descritto io e l'utopia di voi che state, scusatemi, fuori dalla realtà. Ma vedi però che io non sono la sola, anzi sono in buona e nobile compagnia a recriminare sul carattere troppo materialistico della tua visione. Certo, ma né tu né i tuoi importanti predecessori siete mai arrivati a una conclusione applicativa. Io invece credo di essere stato il primo ad aver visto che chi ha preso il potere e soprattutto è riuscito a mantenerlo ha tenuto certi comportamenti e chi non li ha seguiti è stato invece sopraffatto. Così ho pensato di scrivere per il Valentino queste, chiamiamole così, istruzioni, perché potesse avere qualche garanzia di farcela. In questo senso, il Torassel ha forse ragione nel definirlo un manuale. Ma caro Nicolò, ma non potrai però negare che dal tuo nome è stato coniato l'aggettivo machiavellico, che ancora oggi sta ad indicare persone o comportamenti caratterizzati da abilità e scaltrezza, ma soprattutto da spregiudicatezza sia politica che morale. Certo, è vero, ma provate voi a far funzionare uno Stato senza questi comportamenti. Esso andrà in rovina. Io ho suggerito il metodo per tenere in vita e forte lo Stato, per il resto fate voi. Insomma, per te l'abilità politica che spazia dalla forza all'astuzia, ma che se necessario può anche allargarsi alla frode, alla crudeltà, come all'avarizia, alla dissimulazione, è sempre positiva se finalizzata alla salvezza dello Stato? Senz'altro. Quello è il bene supremo. Insisto nel dire che non mi avete capito. La mia virtù, o meglio, la virtù del mio principe, è sostanzialmente morale. Anche se ti sembrerà contraddittorio, essa consente al principe di governare nel modo migliore, più efficace e di difendere l'interesse generale, che rischierebbe di essere compromesso da azioni che voi superficiali giudicate buone, ma che in realtà sono nefaste per lo Stato e per i suoi cittadini. Ma di questo passo finirei per dire che era uno sciocco baciapile pure quel tuo contemporaneo di Rotterdam, che mentre tu indicavi la via più idonea per conquistare e tenere il principato senza badare alla morale, professava tutto l'opposto.
Scusami, cara Liliana, ma forse non sai che quell'elegante di Erasmo ha cercato di delineare la figura del principe cristiano, quasi in contrapposizione al mio, che dimostra di non avere capito. Vabbè, ma ora esageri. Se per te neanche Erasmo da Rotterdam ha capito nulla, beh, mi viene da dirti come minimo che sei un presuntuoso. Ma scusami, io ho studiato tutte le forme di governo, tutte le diverse esperienze di principato, di repubblica, di tirannia, dei romani ai tempi miei. E allora? E allora? Se li ripassi, vedi senza ombra di dubbio che se vuoi governare in modo efficace e duraturo, devi agire come dico io. Se vuoi perseguire il bene comune, come dice Erasmo, senza preoccuparti di eliminare gli avversari, di pararti dai contendenti, di tenere a bada il popolo, sei destinato a soccombere. Ma allora come giudichi Erasmo? Un visionario, uno che ha anche simpatizzato per Lutero pensando alla morale della Chiesa. Insomma, uno che più che alla realtà guardava all'utopia, come quell'altro suo amico inglese. Ma parli di Tommaso Moro? E di chi altro? Precisamente, un altro illuso. Basta vedere cosa gli è capitato per essersi opposto al suo re. Processato, imprigionato, condannato al taglio della testa. Povero Tommaso, un'altra vittima delle vostre illusioni, proprio come Erasmo, il quale, nei tempi in cui io scrivevo l'arte della guerra, scriveva il lamento della pace, facendo finta di non sapere che la guerra non è un capriccio, ma una ineluttabile conseguenza di quella realtà effettuale a cui lui non prestava attenzione alcuna. Ah, ma così allora non mi lasci scampo. No alla morale, no alla pace, no alle utopie. Ma l'uomo dovrà pure credere in qualcosa. Mia cara, mi sembrava semplice. Il realismo è l'unico atteggiamento razionale e corretto. Tutto il resto è fantasia, che per la verità ho esercitato anch'io. Cosa credi? Quando stavo quasi in esilio nella mia casetta di San Casciano, in Val di Pesa, con i miei figlioli, anch'io coltivavo sentimenti come i vostri. E non hai imparato nulla? Insomma, io non ho predicato una religione, ho solo voluto dire che per tenere in piedi un governo bisogna applicare certe regole. Se non le segui sei finito. E voi, invece, cosa avete capito? Avete inventato quella favola del fine che giustifica i mezzi, solo per dare una scusante alle vostre nefandezze. Ma allora, caro Machiavelli, mi spieghi perché i discorsi, oppure le storie fiorentine, fanno emergere un po' dappertutto, lasciami dire, una sorprendente attenzione alla morale, diversamente dal principe, dove l'hai bandita a priori. Visto che sei così insistente, provo allora a sintetizzare meglio. Il principe rappresenta scientificamente la prassi che dalla storia si ricava nel determinare il successo o meno di chi si sia dedicato alla conquista e alla conservazione del potere. Invece, i discorsi e il resto delle mie opere rappresentano le mie convinzioni personali in materia di politica. Ma, scusami, ti pare che un repubblicano come me ci trovasse tanta soddisfazione a dedicare il libro a Lorenzo de' Medici? Uno che aveva fatto il segretario della Repubblica di Firenze dopo la caduta dei Medici stessi, poteva essere tanto convinto di insegnare al figlio del Papa come prendere il potere e poi tenerselo. Credimi, Liliana, io sono molto migliore di quanto pensi
e anche di quanto pensino i tuoi amici inglesi che usano il mio nome per definire il diavolo. Ma allora perché l'hai fatto? Caro Gianni, dovevo pur vivere. Se volevo starmene un po' tranquillo, come potevo continuare a fare il repubblicano con i medici tornati al potere? Mi sono adattato, in coerenza con quanto avevo teorizzato. Il mio piccolo stato da conservare era allora rappresentato dalla sopravvivenza mia personale e della mia famiglia, che avevo prima tanto trascurato e a cui dovevo un po' di attenzione. Nobile intento, anche se temo che per molte altre faccende non ci troveremo mai d'accordo. In ogni caso, sono felice di averti incontrato e continuerò a considerarti uno dei miei più lucidi eroi intellettuali. Il piedestallo della tua statua nel Museo della Storia rimane saldissimo e l'umanità avrà sempre bisogno di persone come te lo garantisco. Allora è tempo di salutarci, caro Nicolò. È stato un piacere davvero. A questo punto puoi andare pure alla Leopolda. La trovi là, in fondo, a destra. Mi raccomando, sempre a destra. A destra.